Stasera purtroppo e con grande rammarico, devo dire, personale, siamo costretti a proporre al Consiglio Comunale l'annullamento dell'edizione 2021. L'antica fiera del Soco, per il secondo anno consecutivo nella sua storia pluricentenaria, dunque non si farà. Causa ancora una volta la pandemia da Covid. Nonostante le normative stiano autorizzando le progressive riaperture delle attività anche di sagre e fiere, per quella del Soco ormai è troppo tardi. Non solo per il poco tempo rimasto per organizzare la logistica di uno degli eventi più importanti del Veneto, che attrae 1 milione di visitatori ad ogni edizione. Il punto è che il distanziamento sociale, che è uno dei punti che rimarrà fino alla fine, e si parla di fine anno, è un qualcosa che proprio il nostro punto di forza, che è, vorrei dire, l'assembramento e questa grandissima capacità attrattiva di migliaia e migliaia di persone, non potrà essere garantita in alcun modo. Non ci sono normative tali da soddisfare 5-6 mila persone sedute contemporaneamente a mangiare, è impensabile. Consultate dall'amministrazione anche le associazioni che ogni anno assicurano 10 km di bancarelle, 3.000 metri quadri di stand gastronomici di eccellenze dei Colli Iberici Duganei e quelle che organizzano gli eventi live. Sono d'accordo, la fiera non si può fare. Dispiace, ma proprio tanto, perché io la fiera, come tanti che l'hanno vissuta e la vivono, ti entra nel sangue, ti entra nelle ossa e tutti aspettiamo questo grande evento, nel realizzarlo e nel viverlo e farlo vivere agli altri.